mi avete colta in flagrante mentre cantavo alle 20, ma non sono le 20, sono le 21 ed è il momento di A Tu per Tu su Partenope TV. Ben ritrovati, ma soprattutto una gran bella serata questa sera, però prima di dare il via, la battuta del nostro going, della nostra bella trasmissione ricca di sorprese, poi ci sono due ospiti d'eccezione meravigliosi, quindi insieme racconteremo tanto e soprattutto ascolteremo tanta bella musica italiana. Con me il mio compagno di viaggio, professore, ufficio stampa, giornalista di A Tu per Tu, Antonio Daddio. Buonasera, ciao Ida. Anche professore questa sera, ti è piaciuto? Ogni tanto una cosa in più. Sì. Bentrovati alla quarta puntata Sì, ti abbiamo appunto colto mentre proprio cantavi e ballavi, perché la musica è trascinante, neanche più l'effetto sorpresa, perché già hanno visto chi sono i nostri ospiti, ma va bene così. Hanno seguito la pubblicità sui social, anche sul quotidiano Il Roma, grazie al nostro caporedattore della pagina Cultura e Spettacoli, Diego Paura, grazie infinite, ma soprattutto io voglio ringraziare anche Teresa Mori per questo articolo a me dedicato. L'abbiamo letto. I riflettori puntati sulle 7 note, perché incredibilmente A Tu per Tu parla di musica e poi prossimamente parlerà anche di cabaret, perché no? E poi anche sul Cronache di Napoli, guardate, ecco, la stampa raddoppia. La stampa raddoppia. Poi vogliamo ringraziare anche Casoria 2 che ha dedicato un articolo al programma e quindi tanta stampa che ci sta seguendo. E penso che abbiamo parlato troppo, però voglio ricordare i nostri media partner. La pagina Facebook La Voce di Napoli ci sta seguendo in diretta, quindi invitiamo tutte le persone che seguono la puntata dalla pagina a mandare dei messaggi. Noi nel corso della puntata li leggeremo, sceglieremo quelli più simpatici e li sottoporremo ai nostri ospiti. E poi Radio Amore che sta seguendo, sta registrando l'audio e manderà in onda poi la puntata audio giovedì alle 21 e poi domenica sera, sempre su Partenope TV, la replica di questa bella puntata. Hai detto tutto, però ecco, concludo dicendo grazie a Gino Piazza, hair stylist, insieme a Licia Giametta, le spose di Licia, e insieme a tutto il team Amati e Ti Ameranno. Grazie infinitamente, ma adesso è arrivato il momento, li presentiamo? Sì, no, prima devi dirmi qualcosa. Prima di presentarli, così evitiamo... Faccio un giro? No, fai un giro, perché questa camicia è molto carina e particolare, sì, molto bella. No, appunto, poiché la puntata sarà molto ricca, è probabile una dimenticanza, invece salutiamo e ringraziamo subito Angelo Ucciero, che è il nostro editore, e il direttore artistico Renato De Carmine. Che ha voluto fortemente questo duo storico, se sapeste la nascita, vabbè, tutti sanno, e tutti mi hanno anche messaggiato in privato per dire, mi raccomando, porta i miei saluti agli Audio 2! A Tu per Tu con gli Audio 2. A Tu per Tu, con Giovanni Donzelli e Vincenzo Leonporro. Enzo Leonporro. Ma come si va? Che piacere possiamo vedervi. salutare, Ma accomodatevi, siamo in diretta. Perché siamo tutti tamponati. Siamo tutti tamponati. Tutti con le lettere delle varie assicurazioni, insomma, tutti con le polse incendiate. Sì, sempre. Benvenuti. Ma che piacere. Grazie, buonasera. Siete comodi, la prima cosa? Questo divano dove l'avete comprato? Salotto di casa, vedi? Perfetto. Va buona? C'è due posti eccezionali. Possiamo iniziare quindi? Come volete. Come vogliamo, e vabbè, grazie per aver accettato l'invito. Noi siamo alla quarta puntata e stiamo cercando di portare un po' di musica in televisione, visto che insomma per strada, nei concerti, nelle piazze ancora non si può fare. Non si può. E appunto, cosa ne pensate di questo periodo? Avete riflettuto abbastanza, no? Siete stati vicinissimi anche ai vostri fans, in questo periodo si sa, la pandemia è ancora in vigore, non si sa veramente dove andremo a finire, e parleremo anche di Sanremo dopo, perché giustamente ci collegheremo anche al discorso musicale, perché tanti sono gli artisti che si stanno un po' ribellando alla questione, è normale che sia così. Però ecco, durante questa pandemia, Gianni e Vincenzo, cosa avete fatto? Chi inizia? Io presumo che più o meno insomma, abbiamo fatto grosso modo le stesse cose, almeno per quello che è l'ambito musicale, insomma, quello che riguarda la nostra attività. Quindi abbiamo tentato di essere quanto più vicini possibile ai nostri fan, chiaramente utilizzando i vari social, ma giusto per ricordare, guarda, noi siamo ancora vivi, se non vi dimenticate di noi, insomma, siamo ancora qua. E abbiamo avuto paradosso, cioè da una parte c'è stata questa sorta di insomma, tra grandi virgolette, non dico di depressione, ma di meditazione, cioè un momento un po' di stasi, un po' di stand-by, che sulle prime battute ha fatto sì che non capissimo niente di quello che stava succedendo. Per fortuna immediatamente dopo siamo riusciti forse a concentrarci maggiormente sull'attività, diciamo, autoriale, quella un po' creativa, che spesso viene un po', tra virgolette, bistrattata, perché chiaramente in estate
si parte con i vari concerti, i vari live, e quindi la parte autoriale diventa un po' evanescente. Invece siamo riusciti a fare delle cose. È stato anche un momento questo per, come diceva Gianni, per riflettere, ma anche per creare cose nuove, visto che siete autori? Sì, credo anche per Gianni, ma anche sicuramente per me è stato veramente terapeutico, perché non me l'aspettavo che reagissi in maniera positiva a questa situazione negativa, quella di appunto riuscire a fare tante belle cose, tante belle, credo, delle canzoni belle, poi non lo so. Che sono pronte ma devono essere ancora... Tante belle canzoni in senso generale. Ma anche dei progetti nuovi, dopo sveleremo anche questi progetti che sono in cantiere. Sì, ovviamente non me l'aspettavo, devo dire la verità. C'è stata questa fase creativa molto dirompente, ecco. Quindi ha fatto sì anche di riflettere meglio su parecchie cose. Ma avete fatto dirette social, avete fatto dirette Instagram, siete stati a contatto con... Lui più di me, sicuramente. Io forse un po' di più, perché cominciavo a sclerare, quindi ho sclerato direttamente sui social. No, io invece mi sono concentrato maggiormente sulle faccende domestiche. Quindi ho cominciato a comprare i robottini, sai, che sono quelli che puliscono a terra e lavano pure. La macchinetta per il caffè un po' vintage, sai, queste cose, perché non si poteva andare per il caffè, zone rosse, diciamo che tutto sta arcobaleno ci ha massacrato. Vabbè, giustamente non solo la pandemia ma anche altro, però ecco, toccare altre la musica faccende. come altre faccende. Tocchiamo la musica, questo bello argomento che ci unisce al bel panorama nazionale, anche perché diamo uno sfogo proprio a quello che abbiamo dentro, visto che non l'abbiamo fatto tutto questo tempo, lo dovete fare adesso a tu per tu. È normale che ci saranno tantissimi live, poi interazioni con il pubblico, con la pagina, quindi adesso è arrivato il momento di ripercorrere insieme a Giovanni e Vincenzo i bei momenti vissuti con la musica. No, mi sta venendo in mente, il fatto che lei parlava, poi torneranno i bei momenti. Quando ho aperto la chitarra, questa è adesso. Cosa hai trovato? Era senza cosa. C'era praticamente. Non si suona da un po', le corde erano disintegrate. No, la cintura era di cuoio, si era rattrappita. Rattrappita proprio. Cioè proprio. Si era un po', diciamo, deformata. Era diventata amorfa, insomma. Ci ho messo 10 minuti per mettere la cintura. Ma l'hai stesa? Giustamente, perché un po' di palestra, si era proprio indurita praticamente anche gli strumenti perché questa è la chitarra dei live, che a casa ovviamente ho altre chitarre che utilizzo a casa, però questa qui è la chitarra dei live ed era rattrappita con due ragnatele, una a destra e una a sinistra, che si erano proprio e la tua? La tua chitarra? La mia non sapevo dove stava, perché mi spiego, ho un po' di chitarre, diciamo, ma negli ultimi 2 o 3 mesi abbiamo fatto un trasloco addirittura fuori regione, per cui con 2 o 3 scatole innumerevoli, cartoni e queste cose varie, ho dovuto scavare in un angolino, cioè è la verità assoluta. No, perché veramente. E ne ho trovata una che speravo che suona, speriamo che funziona. Ma prendetele subito, immediatamente, perché dobbiamo fare il primo live. No, il discorso è che non ce la facciamo più. Qua bisogna fare. Perché non ce la fai più? Non ce la fa più a non cantare. In questo periodo dobbiamo riprendere immediatamente. Ci piacerebbe, insomma. Ma sicuramente ci sarà la rinascita, in qualche modo riusciremo. Il risorgimento. Ogni epoca storica ha dei picchi verso il basso, poi una volta toccato il fondo si può soltanto risalire. No, dobbiamo risalire quindi, è vero, dal Sei d'accordo, Enzo? D'accordissimo. Allora, quindi prendiamola, questa chitarra, e il primo live, come ci deliziate? Dopo inizieremo comunque, ecco, a parlare un po'. Rompiamo il ghiaccio con un po' di musica dal vivo. Ma giusto, facciamo un accennino molto acustico? Sì, molto acustico, con 2 chitarre così, nude e crude, insomma. No, io pensavo, se siete d'accordo, di accennare, sì, almeno come primo brano, Neve, una canzone che abbiamo scritto Enzo un po' di anni. Accennarla nel senso che poi la collegheremo a un'altra pure storica, e quindi faremo una sorta di medley di 2 brani in acustico per ricordare 2 momenti belli, ovvero Neve, il primo brano che abbiamo scritto, diciamo, da professionisti, innanzitutto per Mina, che lo portò a successo, e poi naturalmente non l'abbiamo ripreso un po' più avanti. E poi c'è un brano che si chiama Specchi riflessi, oltretutto anche interpretato da Mina e Celentano in quel disco storico del 98, insomma, del duetto Mina Celentano.
E quindi ci piaceva l'idea di cominciare in questo Va modo. bene. Anche perché dopo parleremo, approfondiremo il discorso con Mina. Mina. Appunto, perché tante canzoni nostre si conoscono perché le abbiamo portate al successo noi, ma ci sono tantissime canzoni che hanno portato al successo gli altri e che abbiamo scritte noi, ma nessuno lo sa. Vabbè, questo è dobbiamo il momento opportuno per dirlo. È normale. Perché purtroppo è, diciamo, è la cosa degli autori, e gli autori Vabbè, è un discorso molto italiano, insomma. Che affronteremo dopo. Affronteremo, sì. Comunque noi vi abbiamo tutto preparato il tempo, abbiamo tutto il tempo. Vi abbiamo preparato anche delle sorprese nostre che voi non sapete, quindi vediamo come reagirete. Sì? Sì. Però adesso subito con Neve. Ci dobbiamo preoccupare? No. A posto. Dipende, non lo so. Neve, vai, alzatevi. Chi si alza? Chi si alza per primo? Donzelli e Leonporro, vai, alzatevi. Senti, nel frattempo che accordano le chitarre, vuoi ricordare un po' la pagina della Voce di Napoli? La pagina La Voce di Napoli, e poi c'è un numero anche per poter interagire con noi al 392 0464 803. Attraverso questo numero voi in questo momento potete fare qualsiasi domanda sia Giovanni che Enzo, gli Audio 2. Quindi mi raccomando, fatelo, e poi davvero sapere che ci sono tantissimi amici che ci seguono. Dai, è un orgoglio da parte nostra, quindi ci fa tanto piacere che ci state credendo, perché noi amiamo il vostro supporto, e così a vicenda anche noi amiamo le cose belle. Ci siamo, andiamo alla postazione musicale? Eccoli, gli Audio 2. E pensarci vorrei ancora un po'. Noi siamo impauriti da quest'angelo, a pensarci è così. Chissà dov'è l'ultima parola che riguardava te. Ma sei come la neve, sei che tocchi sciolta già e non sai più dov'è, solo un'immagine che va. E sei nella mia mente, sì, solo nella mia mente, solo nella mia mente, son vago nella mia mente. Insomma, questa è Neve, questa è Neve. La conosciamo bene. La conoscete bene. E poi cantata anche da noi. È normale, anche perché Mina ha subito capito l'amore per la musica che avevate. Infatti poi dopo Massimiliano Pane, suo figlio, vi ha lanciati proprio sul mercato, no? E sono nati gli Audio 2. Sì, ci ha dato la possibilità di incidere il nostro primo disco nell'inizio 93. Dopo 3-4 mesi che la mamma era andata prima in classifica con Neve, appunto questo brano qui, quindi insomma cominciò a capire, insomma, che pensare che si potesse anche proporre questi due ex ragazzi dell'epoca anche come artisti e non solo come autori, insomma, come interpreti di loro stessi. Poi raccontiamo, magari raccontiamo quando c'è stato questo incontro con Mina. Lo raccontiamo dopo, perché adesso state in posizione, sentiteci, regalateci un altro brano. Specchi riflessi che
abbiamo interpretato prima noi e poi Mina e Celentano. Cioè hanno fatto la nostra cover, se proprio la vogliamo dire. Senza offesa per nessuno. E questo è un orgoglio. Soddisfazione. Puoi ferirmi più, adesso che non sei, tu dentro ai sogni miei non puoi. Amica mi ritorni, se puoi sbarrando i limiti, non senza inibizioni che scelgo ormai. Io e te, come siamo andati d'accordo, non so più. Nuove specchi incontro riflessi ma lontani. Un gioco di intermittenze, di vuoti strani, sospesi in aria allo stesso piano, come due palloni di gas con uno spillo in mezzo, che tenuti in volo da un vento costante e lento, che ad un primo cambio diverso le scoppia così da un lato o dall'altro. Questa musica dal vivo, manca, sì. Ci manca innanzitutto anche il fatto di avere comunque, cioè di fare un concerto, uno spettacolo, perché è chiaro con due chitarre tu accenni, insomma la cosa è praticamente identica a quando pensi di fare una canzone o ti viene un'idea e la suoni con le acustiche. Avere una band dietro, 4-5 musicisti, con dei volumi, con delle dinamiche, insomma ci manca quella sensazione alla quale siamo ormai fortemente abituati, cioè noi siamo, come spesso dico io, scherzosamente siamo degli zingari autorizzati, nel senso che giriamo, siamo delle anime in movimento, quindi abbiamo bisogno, ci nutriamo anche dell'entusiasmo che i nostri fan. Ormai è un anno, marzo fa un anno, esaurita, insomma, che però tutta comunque questa... ce l'avremo nuovamente. Sì, purtroppo si ammazza. Per ora sedetevi, poi casomai accomodatevi, dai. Intanto Ammazzanate. sapete chi ci sta seguendo in questo momento ed è un piacere perché mi ha anche detto, mi ha anche raccontato qualche aneddoto. Francesca Lotta che segue a Tu per Tu, è stata martedì scorso e segue e appunto saluta Giovanni Donzelli e Vincenzo Leonporro. La salutiamo e teniamo ancora vivo questo ricordo di Francesca. Nel frattempo che loro si siedono, qualche aneddoto, dai, no, perché noi abbiamo preparato e vogliamo cominciare un po' dall'inizio della carriera, ci guardiamo insieme a voi questo blocco 2 che abbiamo preparato e blocco 2 audio 2 blocco 2. Vedi, invece di cominciare da blocco 1, cominciamo da blocco 2. Ovviamente. Perché siete gli audio 2. Blocco 2. E allora guardatevi un po' come eravate. Come eravamo noi. Canzone molto molto carina e orecchiabile. Sì che non sei tu, audio 2. Cosa fai capire che cosa non dovrei? Il doppio gioco per fortuna l'hai voluto tu.
adesso vuoi strapparmi quello che non c'è più. Alle 20 al Festival Bar Audio 2. Nella stazione l'orologio, il treno, il pendolino, fretta per gli spostamenti a monte. C'è sempre un inizio in ogni cosa che si fa, c'è chi insegna quel che devi fare. Stavamo vedendo con voi questi reperti, perché è bello, insomma. Qualcosa tipo i Maya, no? Però c'è una cosa, sì. Per quanto siano, hai detto reperti, insomma, però sono 93, 94. Sono, non la prende la mano, allora, voglio dire che comunque queste canzoni sono ancora attuali, sono rimaste nel tempo. No? Alle 20, sì, con tu si cantano ancora oggi. Sì. È difficile dopo 95, stiamo parlando di 26 e 94, 26, 27 anni che delle canzoni si sentono ancora. La stessa Neve è del 92 ancora. Prima. Siamo quasi a 30 anni e la gente la canta ancora. E quando faremo le altre, non è che sono dell'anno scorso, però sono tutte storiche e ancora si cantano. E qua forse questo è il nostro segreto che facciamo ancora i concerti, altrimenti non avremmo qualche ricordo del Festival Bar? Ecco, del Festival Bar. Se non si sentivano le canzoni... No, non in questa misura, perché è un riscontro che abbiamo per fortuna ogni volta che suoniamo. Cioè, siamo riusciti, fortunatamente, insomma, perché c'è tanta fortuna pure, insomma, a parte del talento, insomma, o comunque predisposizione, a conseguire tra interpreti e autori almeno 8-9 successi in questi anni, che sono diventati dei pietre miliari, stanno lì. E quindi è un riferimento. Quando pensi che magari vai a suonare in un posto dove dici ma qua forse non si ricordano manco dove stanno di casa, ma è impossibile. E questa cosa ci fa capire che insomma abbiamo avuto questa fortuna di lasciare delle cose. Di lasciare un segno alle canzoni. Indelebile. Ascoltate, 12 brani di successo a Mina. Ecco, prima avevamo parlato di Mina, giusto Enzo, giusto Giovanni, nel frattempo si aggiustiamo il microfono, come lei è scomparso del tutto. Però adesso, ok, vediamo se sentiamo Gianni, eccolo, tutto in diretta, ragazzi. Recuperato. Vai, recuperato del tutto. Allora, però dobbiamo fare una domanda a Gianni, ok? Poi dopo penserai tu, Enzo. Bene, perfetto? Sì. Dovevi farla prima a me perché sta aggiustando il microfono, capito? È un fatto. Sì, ma sai che il microfono si è aggiustato, non ti muovere. La mano. Allora, dopo le 12 canzoni di successo a Mina, Gianni, ti accostano molto alla voce di Lucio Battisti. Ti senti di avere una grande responsabilità? Ma vorrei un po' rettificare questa domanda perché chiaramente per il pubblico è il dopo disco, ma tutto parte credo almeno 15 anni prima. Sì. Nel senso che da ragazzini si suonava Battisti era in auge e noi ci divertiamo a queste chitarre. Effettivamente c'era, forse c'è ancora, probabilmente è un po' cambiata perché poi è chiaro che quando cresci la morfologia, cioè oltre a cambiare esternamente cambia anche internamente, quindi alcune frequenze vanno a guadagnarsi, altre a perdersi. Però c'era questa somiglianza vocale, no, nessuna responsabilità, nel senso che io come tanti nostri colleghi abbiamo adorato Battisti. Battisti è stato un genio, è stato il padre artistico di tutti, anche degli artisti, lo stesso Vasco Rossi qualche anno fa mi ricordo su un programma su Sky disse Vasco Rossi, che fa insomma, ancora 200.000 persone paganti in una sorta di Woodstock poco tempo fa, disse se non, e anche Baglione ricordo un po' di tempo fa, se Lucio Battisti non fosse esistito probabilmente io non avrei fatto questo lavoro. È chiaro che nel mio caso, nel nostro caso, per una questione proprio naturale è venuta fuori questa timbrica, sicuramente non uguale, ma somigliante, chiaramente, se canto... Se mi metto a divertire cantando un brano dei Pooh si sente meno, perché c'è una scansione. Se canto un brano Audio 2 o addirittura un brano di Lucio Battisti è una persona di divertimento, perché Battisti sta nel cuore e nella mente di tutti, è chiaro che la vicinanza aumenta per un fatto di collegamento più che altro. Però effettivamente no, nessuna responsabilità, anzi è una cosa piacevole. Anzi è una cosa che mi ha sempre divertito, perché poi riascoltandomi, insomma...
Cioè, stiamo parlando di Battisti, con tutto il rispetto per gli altri, ma Battisti è il Mozart del Novecento, un inventore precursore dei tempi, qualcosa al di là. Addirittura David Bowie, mi ricordo, rilasciò un'intervista dicendo: voi in Italia non avete capito niente, o comunque non tutti, voi avete un mostro sacro, David Bowie. Paul McCartney lo voleva produrre, portarselo in Inghilterra, lui disse di no. Paul McCartney a tempi di, insomma, c'erano ancora i Beatles negli anni 60, per dire. E quindi noi siamo trovati, per fortuna, devo dire che la nostra storia, che ormai è quasi trentennale, 27 anni, sì, 27 anni, quasi 28 di Audio 2, ma chiaramente noi ci conosciamo che eravamo proprio ragazzini, quindi siamo partiti tanto tempo fa con tanta gavetta. È una storia, a mio avviso, ma lui è d'accordo sicuramente con me, che si regge in piedi sul fatto che per fortuna siamo riusciti a scrivere delle canzoni che abbiamo portato al successo noi, ma anche come autori Mina, Celentano, Mogol, Pieraccioni, Little Tony, Pino Di Capri, insomma, belle cose. A proposito, diciamo, lui parlava di Battisti, io invece vorrei che tu ci raccontassi un po' questa collaborazione, questa conoscenza con Mogol. Mogol è nata una decina d'anni fa, 12 anni fa, per l'esattezza. Insomma, avevamo amicizia, ancora tutt'oggi l'abbiamo, con i Migliacci, che sarebbero i figli dei Migliacci, che sono dei produttori. La nostra intenzione era quella di, insomma, imbastire un discorso Audio 2. Loro ebbero quest'idea di far ascoltare un brano a Giulia, una musica che noi avevamo, tramite la moglie di Francesco, che poi la sorella gemella che si è sposato, Mogol, insomma, gli fecero ascoltare questa canzone in finto inglese e basta. E siccome piacque moltissimo a Giulio, disse: gli vuoi scrivere un testo? Questi sono gli Audio 2. E lui disse: ok. Si partì con una canzone e alla fine ne abbiamo fatte 10 insieme. Ed è stato un album fantastico dove... Disco d'oro, tra l'altro. Disco d'oro, tra l'altro, insomma, appunto, con la Carosello all'epoca, e che è stato per noi veramente una cosa bellissima, in quanto abbiamo visto il nostro idolo, e il nostro idolo è Lucio Battisti, ma è anche Mogol, che ha scritto... Mogol Battisti. Mogol Battisti ha scritto tante canzoni per lui, anzi quasi fino a un certo punto della carriera di Battisti. E noi veramente ci siamo ritrovati a colloquiare con lui, a vedere anche il suo metodo di lavoro, immaginandolo anche col nostro mito che è Lucio Battisti. Quindi, insomma, è stata... Ed è stato bellissimo, veramente una bellissima storia. Benissimo, allora prima di fare la domanda a Gianni, anche perché abbiamo preparato una serie, ancora tante sorprese, però vogliamo ascoltare un'altra canzone anche per i nostri amici radioascoltatori di Radio Amore che ci ascolteranno, quindi adesso cosa ci proponete? Ma la scaletta l'ha fatta lui. La scaletta la fa Gianni. Non so che cosa hai messo. Sono le canzoni, ma non so. Tu la reggevi la scaletta? Perché io l'ho fatta, ma tu stavi dietro mi sembra che adesso sia la volta di Acqua e Sale. No, perché l'abbiamo stravolta un po'. E allora va bene. No, scegliete voi. Possiamo tranquillamente farla, insomma, e spendere due paroline. È andata già in onda. Ragazzi, il bello della diretta è che la scaletta la facciamo al momento. Vabbè, allora diciamo due parole su Acqua e Sale. Va bene. Dai, Acqua e Sale. Diciamo due parole su Acqua e Sale. Mina Celentano. Mina Celentano fanno quest'album nel 98 e noi, essendo che stavamo lì, ovviamente registravamo con la PDU, che poi è la casa discografica di Mina, di Massimiliano Pani, ci chiesero una canzone inedita. Avevano già deciso di fare Specchi Riflessi, la canzone che avevamo già fatto noi, ovviamente. Poi decisero di fare Io e te, e mancava questo inedito, e noi demmo questa canzone che si chiama Acqua e Sale. È andata benissimo, cioè voglio dire, non tutti sanno che questa canzone è stata scritta dagli Audio 2, molti credono... No, lo sanno benissimo. Qualche ha detto... No, guarda, ti posso assicurare, e Gianni mi è testimone, che quando noi facciamo i concerti live, se non diciamo due parole, credono che stiamo cantando la canzone di Mina Celentano, la cover stiamo facendo. Ma in effetti è successa questa cosa, qualche volta. È successa questa cosa che sì, non siamo partiti un po' in sordina, quindi i volumi erano abbastanza tranquilli affinché, diciamo, si potesse anche sentire qualche commento del pubblico che stava sotto, no, al palco in una piazza. Più di una volta, non sempre per fortuna,
ci è capitato di sentire, ma che fanno sti due? Fanno i pezzi di Mina e Celentano? Che no. ci può stare perché chiaramente non tutti sono informati, l'importante è che i più, ma voglio dire, sappiano questa cosa, ma non perché non vuole essere un'autocelebrazione, cioè non è che no, ma è giusto qui si vuole enfatizzare gli audio 2. Però comunque è giusto che comunque loro sappiano, ecco, che voi siete stati i fautori, gli autori di una canzone, un cult della musica italiana. Ormai è un cult, per fortuna, ma a parte questo, gli autori in generale, tanti autori sconosciuti, guardate, hanno scritto, voi lo sapete, delle canzoni bellissime e famosissime in tutto il mondo, ma alla fine non lo sa quasi nessuno, specialmente in Italia, perché in Italia, a differenza di altri paesi come l'Inghilterra, l'America, non c'è questa cultura di dare spazio e importanza all'autore, perché è chiaro che la voce è fondamentale. Tu puoi scrivere anche che ne so, insomma, volare, ma se la voce, la timbrica, l'impostazione vocale non interagisce come noi, cioè non si crea questo matrimonio, quel brano non verrà fuori, e viceversa, puoi avere anche una bella voce, ma se il brano è carente, è chiaro. Quindi insomma in Italia non c'è questa cosa di dare valore, cioè il brano, addirittura a volte in qualche programma della RAI, insomma, che ha suscitato un po' di hilarità. Quando facevano le domande a quiz, spesso passava a quest'ale, di chi è questo brano? È di Mina e Celentano. Chi ha scritto questo brano? Mina e Celentano. Celentano scrive brani, Mina non ne ha mai scritti, nonostante sia un interprete eccezionale fra le prime 2 o 3 nel mondo, insomma. E lo ribadiamo anche stasera, quindi gli autori di Acqua e Sale sono gli Audio 2, ce la cantano in questo momento, Acqua e Sale. Vai. Ecco qua. Mandate messaggi, ecco, sì. Mandate messaggi, scrivete. Siamo in diretta, scriveteci in tanti. Saluto Raffaella che ci ha inviato un messaggio. Le piace la trasmissione. Bene, stiamo contenti. Ci fa piacere. Ciao Raffaella. Voi continuate a messaggiarci ancora, tante altre sorprese, tante canzoni. Restate con noi. Siete pronti? Very nice. Ecco. Semplici, un po' banali, io direi quasi prevedibili e sempre uguali. Sono fatti tutti così gli uomini e l'amore, come vedi tanti aggettivi che si incollano su noi, da chi non siamo poi cattivi. Tu non sei niente male, parli bene e mi sorprendi quando tiri forte. La tua moto dal motore che sento truccato, e va bene, guida tu, che sei bravo a più di me, ed io attendo che sia amore. Ma io sono con te, perché di te che ho bisogno, non voglio di più. Acqua e sale mi fai bere, con un colpo mi trattieni il bicchiere, mi fai male, puoi godere se mi vedi in un angolo ore piene come un lago, che se piove un po' di mele è uno stagno. Vorrei dire, non conviene, sono io a pagare, amore, tutte le pene. Devi divertirsi, fa bene, sento che mi rido dentro, questo non mi conviene. C'è qualcosa che non va, ma non so dirti cosa. E la tua moto che sta giù, che vorrei guidare io, o meglio averti
vicino a me, ma io sono con te, perché di te ho bisogno, non voglio di più. Acqua e sale mi fai bere, con un colpo mi trattieni il bicchiere, mi fai male, puoi godere se mi vedi in un angolo ore ed ore, ore piene come un lago che se piove un po' di mene è uno stagno. Vorrei dire, non conviene, sono io a pagare amore tutte le sere. Pagare tutte le sere, ho detto pagare tutte le sere, beh, insomma, che pure c'è stato. Che soci, Bello, bravissimi. bello. Mamma mia. I migliori autori ce l'abbiamo noi a Napoli, gli Audio Ma come 2. si fanno a scrivere canzoni così belle? Ma successi. Ma scrivete un pezzo anche a noi. Misteri della fede, direbbe un prete, in attesa, misteri della fede. Imploriamo Sono sempre. cose che non ci si sediamo? Sì, sì, venite Non perché si non è spiegano. una, Spiegare. due, sono tutti successi. Tutti Come il successi. successo che non si spiega. Eh? Cioè fino a un certo Come è punto si successo spiega. non si spiega. Come è successo? che Come Non si successo? spiega, Boh, mi e chi lo dispiace, sa, non si perché spiega. non c'è sempre una correlazione diretta tra la bellezza o l'importanza o lo spessore di un brano con il successo, anzi qualche volta è esattamente il contrario. Quindi riuscire a coniugare una bella cosa scritta con un successo corrispondente è una sinergia, È una giusta è il massimo che si possa correlazione, ottenere. sì. Ma poi tu non c'è lo dubbio. sai, quando le scrive le canzoni, non è che tu pensi che possa essere un successo, anzi se lo fai non succede mai niente, normalmente. È sempre il contrario, quando tu non te l'aspetti una canzone diventa cult e magari a volte fa anche un percorso abbastanza tortuoso, nel senso c'è una canzone che si chiama Io Te, Ah, bellissima. che Stavamo è parlando una di canzone Tagliato. che quando è uscita come disco, come singolo, credo che sia stato il terzo Sì. singolo del secondo album È uguale a MC al quadrato, fu passata dalle radio poco, però ha fatto come il buon vino, sa? piano. Più alla lunga, piano piano, è diventato un successo grazie al passaparola e alla gente, ai piano bar, che ringraziamo sempre i piano bar che cantano ancora questa canzone, che poi ha interpretato anche Mina. Ecco, Dopo ce voglio dire. l'ascoltiamo, Sì, sì. la vogliamo ascoltare, ce la fate dopo, io e te? Non è in... Non è, non credo è sia scaletta, mi caduta dalle scale in dispiace. questo È caso. caduto dalla scaletta. Parlavi di scaletta, insomma. E non si può Non rimediare. possiamo Non, farle diciamo, tutte. non si Vabbè, può hai rimediare, ragione, non si può dai. sui rimediare, vari no. violi, Sì, dai, sì, hai che si è ragione, caduta Gianni. un attimo. Allora Non Gianni, possiamo mi rivolgo farle. a te adesso in questo momento. Sì. Mai a Sanremo né come cantanti né come autori. Perché? Perché? La Dovevi domanda spiegare non è chi è, la domanda è perché Ma Sanremo? perché l'uomo ci vuole Per fare un l'uomo omaggio a un perché, nostro amico insomma. Carmine Farago, chissà se ci starà guardando. La Grande domanda è Carmine. chi è, perché Perché? effettivamente? Appunto, perché? 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 Ma lo sai che Ma noi ci siamo andati a Sanremo. A però- vendere i fiori, a sì. vendere i fiori. Più di una volta Eravamo- stavamo lì con una bancarella che fuori. sembrava, anziché Siamo presi pure del un gelato. torrone, c'erano dei Casino. garofani sopra. A Casino però siamo andati. Ah, Siamo andati pure al Casino di Sanremo. Allora, noi no? abbiamo esordito, la vogliamo dire questa Dai, cosa, è diciamola l'aneddoto seriamente. dell'esordio, sì. del primissimo spettacolo in pubblico. Allora, ci fu, durante il periodo proprio di Sanremo del 94, Sì. la maggior parte degli artisti, insomma c'erano gli artisti al Teatro Ariston, Sì. noi eravamo esordienti, avevamo pubblicato un disco solo 2 o 3 mesi prima, quindi Sì, non che non c'era sei tu, questa insomma, possibilità c'era- di poter accedere, insomma, Sì. a una manifestazione di È così successo. grande Si sa. levatura.
e quindi organizzarono i nostri discografici uno spettacolo all'ultimo piano di un grattacielo, dove sul lato destro insomma c'era un ristorante con delle vetrate bellissime, sembrava di stare a Manhattan, non so se vedi tutto. Sembrava di ritornare a fare il piano bar, insomma. In un certo senso sul ristorante, stavamo nel ristorante. Vabbè, ma io questa cosa non la volevo dire, insomma, vabbè, mi volevo ingigantire, invece sembrava esattamente una cosa molto privata diciamo da piano bar o comunque da cerimonia. Sì. Ecco. Però al contrario, in che senso? Improvvisamente si sparse la voce che noi avevamo questa fu una furbata dei discografici incredibile, perché improvvisamente si svuotò tutto il cast della stampa giornalistico, Rai, Mediaset, da Sanremo, e vennero da noi, addirittura in prima fila, seduti proprio per terra sulle mattonelle di questa grande terrazza, non c'erano le sedie, a parte c'era anche Mario Luzzato Fegiz, Taccuino che annotava. C'era Loredana Bertè e Renato Zero, seduti e cantavano con noi, addirittura poi noi ci divertivamo a fare i Brani Battisti, chiaramente, insomma, alla fine del nostro... Anche perché avevamo fatto il primo disco solo 10 canzoni, dovevamo suonare 2 ore, non sapevamo come riempire, fu un'ovazione. E questa è stata sì, una sorta di showcase sostanzialmente. A Sanremo, quindi nel comune di Sanremo ci siamo stati. Ci siamo cambiati nella cucina, ti ricordi? Vedi che cosa simpatica. Ci siamo cambiati nella cucina del ristorante. E siamo usciti, quando siamo usciti, ovviamente era la prima esibizione pubblica degli Audio 2, c'erano tutte le televisioni, tutti i giornali, e non ti lascio... Ad aspettarvi ma c'erano flash, io non ho mai... Meno male che avevamo gli occhiali scuri, guarda che ci hanno aiutato in quel caso, cappello, occhiali scuri, che era il nostro look, e tutti questi flash, tutte queste televisioni. La cosa bella sensazione. La cosa bella immagino che il giorno prima, scusami Gianni, il giorno prima, anche lui, eravamo in ufficio, perché noi lavoravamo ancora nell'ufficio, facevamo, perché non si campava di musica all'inizio, e quindi da lì poi prendemmo la decisione di licenziarci, però in quel momento, il giorno prima, noi stavamo l'ufficio tutte e due, il giorno dopo come cambiano le cose. Senti Enzo, vogliamo dire che stiamo facendo le domande che ci hanno fatto in questa settimana, visto che abbiamo pubblicato la vostra foto, che sareste stati qui ospiti a Tu per Tu, quindi abbiamo unito tante domande e adesso ce la fa un altro Antonio. Per Enzo, perché stiamo facendo una e una, quindi Enzo, Gianni appena Audio 2. Gianni ci ha dato un assist perché ha detto che stava per terra Loredana Bertè con Renato Zero. Nelle vostre interviste e molti articoli che abbiamo letto ricordate spesso Mia Martini. Come mai? Insomma, è un'artista che vi è entrata nel cuore? Allora, a parte che la stimavamo moltissimo, poi avevamo scritto una canzone, questa è una cosa... non si sa perché ovviamente non è mai avvenuta. Sì. Avevamo scritto una canzone per Mina, e lei l'ascoltò questa canzone e disse: guarda, questa canzone è bellissima, ma non è per me, è per Mia Martini. Posso chiamare lei e darla a Mia Martini? Che umiltà, mamma. All'epoca tieni presente che c'era in giro ancora quella brutta voce su Mia Martini. Sì. Quando ci disse questa cosa noi dicemmo subito, magari chiamala, e c'era in giro quella vociaccia su di lei che tutti fuggivano, quindi noi addirittura gli volevamo dare una canzone. Purtroppo non lo so se l'ha mai sentita perché un paio di mesi dopo è morta. Ah, che peccato. Però quella canzone Mina di slancio disse: non è per me. Tieni presente che Mina adorava Mia Martini. Ho detto tutto. Bello. Sì. Vabbè, adesso invece arriva un altro blocco, che dici? Sì, però il blocco 1? No, adesso facciamo... No, né uno né tre. Deve rimanere sempre due. Due non si può rimanere perché poi... No, perché Antonio sa dei blocchi, quindi... Perché la regia poi... È importante che lui non si blocchi. No, questo è fondamentale. No, non mi blocco mai. Assolutamente. Adesso invece vediamo i primi saluti che hanno mandato agli Audio 2. Vai. I primi saluti, vediamo un po' chi sono. Ciao Gianni, ciao Enzo. Allora, Roma, Alfeus, 16 maggio 1994.
diversi anni fa, diversi capelli fa, atmosfera calda sia dal punto di vista meteorologico che dal punto di vista dell'accoglienza di noi, vostri grandissimi fan, si spengono le luci, un tappeto di synth e poi le note della chitarra con Non c'è più potenziale, e da lì è nato tutto quanto. E con la promessa di rivederci presto, primo perché dovete autografarmi l'ultimo CD, che è l'unico della collezione che ancora non ha questo, diciamo, questo vostro marchio, e secondo dobbiamo tornare a applaudirvi e a battere le mani in piazza in mezzo a tanta gente. Vi voglio bene, ciao! Un abbraccio affettuoso a tutti e due, siete sempre nei nostri cuori e non vediamo l'ora di continuare ad ascoltare la voce di Gianni accompagnata dalla musica di Gianni ed Enzo. Vi aspetto, grazie. Gianni, ciao Enzo, un caro saluto dal vostro affezionato amico e musicista. In bocca al lupo per una lunga, rosa e longeva carriera, ricca di successi, anzi più di quelli che già avete ottenuti in precedenza, perché ve lo meritate. Quindi ragazzi, sempre forza. Come vedete alle mie spalle sto lavorando al nostro ultimo progetto discografico, che posso anche spoilerare se volete. No, meglio di no, ma avrà il suo momento. Va bene ragazzi, un caro saluto a tutti, un bacio. Grande Audio 2. Come ha detto Luigi Pignalosa, dobbiamo spoilerare adesso, no? No, ma io mi sembra che lui non ho capito bene, perché c'era Enzo in sottofondo che sta lavorando a un progetto vostro lì. Ma credo che abbia usato il termine spoilerare. Spoilerare vuol dire anticipare. L'anticipo, no? Hai detto che lo usa tua figlia, spoilerare. Perché mia figlia piccina, 12 anni, lo dice sempre. No, quando ci vediamo un film dico sì, per non spoilerare, prima volta dico ma non spolverare, che cosa devo spolverare? Quindi hai visto la sorpresa? Non sapevo, poi ho capito. Allora, hai visto Alessandro Battisti? Alessandro Battisti, sì. Lui è stato il presidente del primo fan club, lui è di Frosinone, sì, della Ciociaria, insomma, ed era un ragazzo giovane all'epoca, insomma, aveva forse 22-23 anni grosso modo. Gli anni passano per tutti. Passano per tutti, ma è stato ed è ancora, insomma, un nostro grandissimo ammiratore, e noi lo ringraziamo per questo, lo ringrazieremo sempre, perché lui era veramente... quando una cosa è vera si vede, non c'è niente da fare. Ma avete riconosciuto le magliette che ha fatto per voi? Sì. No, io voglio dire, lui ha citato il concerto dell'Alfeus a Roma, che è stato praticamente il terzo concerto degli Audio 2. Allora immagina i primi due, no? Quando un gruppo nuovo esce, se c'hai 200-300 persone davanti, hai fatto già un successo. Il primo album, il primo disco. Andiamo a Roma aspettandoci altrettanto, 200 persone, 250, 300 massimo. E noi, finito le prove, questa è una cosa che ho fatto io, uscimmo dal retro e io vidi una folla immensa che stava in fila. Dissi, ma che film c'è qua? Cioè, veramente, lo chiesi alla manager dell'epoca. Il botteghino. Disse, Enzo, ma sono tutti per voi, stasera è sold out. E infatti fu una cosa splendida. Ma fu anche una grande, posso dire che fu una grandissima sofferenza fare quello spettacolo, perché questo era un locale storico a Via del Commercio a Roma, adesso mi pare non ci sia più. Era molto grande, ma chiaramente il numero delle persone riempiva in un modo, ecco il discorso dell'assembramento, lì sarebbero arrivati i ninja da sopra, avevano ammazzato tutti, stavano accalcati, oltretutto noi stavamo su questo palco chiaramente montato nel locale e avevamo il soffitto stava qui. Qua, dove sta? Immaginate il soffitto bassissimo, un caldo allucinante. Ci credo. Dato anche dalla temperatura. 1000 persone dentro, costretti a tenere un cappello di feltro in testa.
che era, ti ricordi quando, insomma, sai, i primi anni discografici decidono un po' per te, e quindi occhiali scuri, cappello di feltro, cioè, ma ti dico un con questo microfono, però... mancano quei momenti, quegli assembramenti lì, Gianni? Mi manca l'assembramento. Abbiamo vissuti. Mi manca, diciamo, lo scambio, la contaminazione proprio aeriforme, capisci? Insomma, delle situazioni... Ma torneranno quei momenti. Si canta, ragazzi, vogliamo un altro lo dobbiamo dire, io lo devo dire, lo voglio dire, che Roma ci ha sempre premiati, ci ha sempre amati, purtroppo più di Napoli, perché noi siamo napoletani, Nemo profeta in patria. Siamo Nemo profeta in patria, e purtroppo. Capita spesso, purtroppo. A Roma siamo, giochiamo in casa, a volte dicono a Napoli giocate in casa, purtroppo no, una cosa che veramente ci fa male un po' al cuore, questa cosa qui, che rispetto a Roma. Un po' artisti napoletani, una spiegazione c'è, una spiegazione c'è, il fatto innanzitutto che da Napoli del centro, quindi siamo proprio napoletani, e conosciamo benissimo la realtà ormai da una vita, insomma, della città, della cultura, no? Che ci appartiene. Allora, avendo sempre scritto le canzoni e cantato in italiano, questa è una cosa un po' che si dissocia in un certo senso da tutta la storia dei vari artisti che hanno rappresentato la nostra bellissima città. C'è lo stesso Edoardo Bennato che fa musica da 50 anni, insomma, che ha sempre cantato in italiano, ha infilato qualche brano in napoletano. E Pino Daniele mischiava inglese, italiano e napoletano, Massimo Ranieri. Insomma, storicamente o si canta in napoletano o al massimo si fa un mix delle due lingue, perché il napoletano è una lingua, se non è un dialetto, per chi non lo sapeva. E quindi questa cosa ha portato automaticamente a uscire fuori da un aspetto cognitivo dei nostri concittadini, e ci hanno etichettati più spesso come romani. Ma tu sei di Roma? Sono napoletani. No, non siamo di Però Roma. avete scritto un brano napoletano per Nina? Sì, l'hanno scritto. E di recente uno per il napoletano per Pino di Capri. Per Pino di Capri. Si chiama Cienta Pensiere. Cienta Pensiere. Però c'era anche Rosa, un'artista napoletana, Rosa Chiodo anche, ho letto. Sì, abbiamo scritto un brano io personalmente insieme a lei, insomma, bravissima artista, bravissima ragazza, tra l'altro. Ludo Brusco anche, mi sembra, ho letto. Con Ludo Brusco abbiamo fatto un duetto, cioè lui, insomma, con la canzone Neve, lui ci chiamò e disse: ragazzi, loro erano esordienti, disse: vorremmo togliere qualche cosa e fare delle nostre parti, fare, insomma, nel rap, utilizzando il vostro... Insomma, mi erano così simpatici, vedevo proprio la bontà di questi due ragazzi. Io interagì maggiormente con Ludo e dissi: ma vai, facile, tranquillo, non te lo preoccupare proprio. Facemmo questa cosa e mi piacque, naturalmente, se non mi fosse piaciuta e non ci fosse piaciuta, non l'avremmo fatta, anche per non dissacrare Mina più che noi, insomma, era un brano portato successo da lei. Sono passate da poco le 20, ma vogliamo tornare alle 20? Dai. Alle 20? Torniamo alle 20? Mettiamo indietro gli orologi, si sono fermati gli orologi, si sono fermati gli orologi, no, gli orologi li prenderanno. Alle 20 lo facciamo lì o lo facciamo lì? Lo fate dove volete. Dove volete? Facciamola così, io sto qua, se tu vai là. Perché lontani, no? Gli audio devono essere vicini. Gianni è pigro. No, perché sono qua. Tra un po' andiamo a veramente mangiare. Tante sono le domande, tante. degli audio. Sicuramente riusciremo a leggerne qualcun'altra. Intanto volevo ringraziare Angelo Ucciero per questa bella sorpresa, perché ha voluto fortemente, a parte lui è legato molto alla musica italiana, perché ho voluto, napoletani loro, ha voluto fortemente la presenza degli Audio 2. Allora, se ci siete, Antonio, volevi dire qualcosa? No, volevo dire che insomma il tempo vola, già passato un'ora, quindi insomma... Renato De Carmine, grazie. Alle 20, sono le 21. Vabbè, andiamo un'ora indietro. Dai. L'ora legale, l'ora solare. Andiamo indietro. No, è già solare. Nella stazione l'orologio, il treno, il pendolino, fretta per gli spostamenti al monte. Sì e no. C'è sempre un inizio in ogni cosa che si fa, c'è chi insegna quel che devi fare, gli occhi sbarrati sul tempo futuro, poche le ombre riflesse sul muro, tutto è già lì a portata di mano, e una musica vuole
come un giro di lancette che si sa sovrapposte insieme ad ogni ora, ma libere, libere che sono le 20, sono le 20, sono le 20 e 10, sì, noi siamo quelli che vedono ancora il perdervi di telegiornale, siamo contenti di rivedere i vecchi films, in bianco e nero tu puoi immaginare. A noi sembra normale che anche l'ago stia fermo lì a portata di mano. Tutto è un'incognita tremenda, tutto è sempre da provare e da scoprire. Il rovescio, la medaglia, l'ago che ti punge, si potrebbe anche essere insensibili. Nella valigia c'è sempre il profumo, sempre a celare l'odore che si ha, ma all'occorrenza ti inventi qualcosa che non sia solo un'età. È come un giro di lancette che si sa sovrapposti insieme ad ogni ora, ma libere, libere che sono le 20, sono le 20, sono le 20 e 10, sì, noi siamo quelli che vedono ancora il perdervi del telegiornale, siamo contenti di rivedere i vecchi films, in bianco e nero tu puoi immaginare. A noi sembra normale che anche l'ago sia fermo lì a portata di mano. Sono le 20, sono le 20 e 10, sì. Sono le 20, sono le 20 e 10, sì. Straordinari. Possiamo salutare Antonio saluta. Gianni Cappetta. Ciao Sì. Gianni, e poi devo leggere un messaggio che è arrivato in questo momento da parte di Rosario. Ragazzi, siete pronti? Mi prestate attenzione? Certo. È sempre bello ascoltare gli Audiodure, un augurio per una veloce ripresa dei concerti e del lavoro in generale per questo settore particolarmente danneggiato. Ciao Rosario, è un piacere averti con noi. Questo settore è danneggiato, un parolone ragazzi, si sa che siamo messi male, siamo quasi a tappeto, anzi stiamo a tappeto, lo dice anche il mio compagno, per cui davvero ragionarci ci frega a volte, Antonio. Ma risorgeremo, dobbiamo essere ottimisti, positivi. Sì, noi lo siamo, però poi, capito, i contagi aumentano, altre cose aumentano. Non ci pensiamo. Non ci dobbiamo pensare, dobbiamo pensare. Tornano qui gli Audiodue. Audiodue, tornate lei, qui, sì. No, è normale, io parlo anche per la radio, un discorso radiofonico dove non possiamo, si sa, no? Non ci volevamo passare davanti, anche se c'è la radio, ma c'è anche la televisione, quindi... Bravo! Ma siamo nel salotto di casa nostra, esatto. non ti preoccupare. Siamo a casa nostra, una diretta bella per parlare di noi. Spontanea, sì. Comunque, sì, beh, voglio dire che, voglio aggiungere che questa canzone è rifatta nel nostro ultimo album 432 Hz, che è stato pubblicato nel 2019, poi è arrivato il Covid, non abbiamo potuto promozionare nemmeno più, quindi praticamente, però insomma, voglio dire, in questo album abbiamo inserito 4 successi nostri
li abbiamo rifatti a quest'ala, infatti era Rotola la vita anche? alle 20 e anche Rotola la vita, sono tutti tratti da questo album che abbiamo voluto regalare, queste cover appunto per i nostri 25 anni e più, ecco, di carriera. E niente, lì in questo album nuovo abbiamo messo, ci sono diversi duetti importanti, uno con Ivana Spagna, Amici per l'amore, che è stato uno dei singoli, un altro con Tony Esposito, poi c'è la chitarra di Phil Palmer, sono belle collaborazioni ed è secondo noi un ottimo disco che abbiamo realizzato. Che si può a 432 Hz, accordato in una tonalità non usuale perché si accorda gli strumenti a 4,40. Noi abbiamo fatto per la prima volta in Italia come gruppo che cantano, insomma, che cantanti, che finora era stato fatto solo nella New Age e dai Pink Floyd ovviamente. Ed era una cosa che aveva utilizzato anche Verdi, che voleva l'accordatura a 432 Hz, che è l'accordatura naturale in connessione con l'universo. Poi incomincio a dirvi parole a finire che sono troppe. No, mi viene da dire, Enzo, maledetta pandemia, cosa hai combinato? Lo so. Veramente... Però questo album si può richiedere anche via mail, sì, si può richiedere... Sì, è disponibile sia su tutti i canali, diciamo, piattaforme digitali, su Amazon come fisico e anche nei negozi di dischi. Comprate. Per l'appunto sì, ma i vostri punti di forza, ragazzi, quali sono? Entriamo nel privato anche. Punti di forza? I punti di forza, insomma, no, io posso parlare per me, ma credo, insomma, se non al 100%, nella quasi totalità di poter rappresentare anche il suo pensiero. Diciamo che io fondamentalmente, caratterialmente, più sto in difficoltà e più risorgo, non so come dire, sembra strano, cioè lui penso che può confermare. Sì. C'è una sorta di impasse iniziale dove decado un po', ma più che altro perché a livello, come dire, inconsapevole devo realizzare quello che sta succedendo per trovare immediatamente le misure cautelative, insomma, di difesa. E quindi quella prima fase è così. E il mio punto di forza è questo riprendermi subito. E più c'è, ripeto, e più c'è una condizione che io ritengo, come la pandemia, ma come tante altre cose, più grande di me, cioè dove uno è impotente, e più creo una sorta di schermo però attivo, non passivo. Cioè, ti lascio fuori, però comunque non è che sto fermo e mi nascondo e non faccio niente. Giro intorno per cercare di trovare una soluzione per smussare gli angoli, ridurre al minimo il disagio, ma ripeto, nel caso pandemico, ma come in ogni cosa, insomma, io anche nelle situazioni a volte, insomma, anche durante gli spettacoli mi è venuto in mente la cosa che stavamo in Sicilia, per esempio viene fuori un altro pezzo. No, cioè, è una cosa molto comica. Questa in realtà dico io. Dilla tu, cioè è una cosa da annoverare, non so. Qualche anno fa c'erano anche i computer, però non si faceva affidamento, c'era il CD, tu portavi la base sul CD e praticamente a un certo punto sto CD si incomincia a intuppare, sono le... E lui... perché ci avevano chiesto rigorosamente, siccome l'impianto era un impianto non molto di grande qualità, base, non l'ha fatto. Vedi che bravura, che tempismo. Si è inventato. No, ma diciamolo però, allora ci avevano chiesto di fare un playback perché l'impianto non era di grande qualità, al che facciamo questo playback, mettiamo sto CD che è bellissimo, a un certo punto chiaramente, insomma, essendo io la voce principale è chiaro che devo stare su quel binario, stare attento chiaramente alla scansione, e a un certo punto il brano era proprio alle 20, cioè stavamo in un posto alla Sicilia, quindi a un certo punto... sono le normale, cioè sembravo, peccato che non è stato io, no? L'esorcista, io dovevo capire, era una difficoltà enorme, un panico. Immagino. Ma questo panico per fortuna si convertì in una... Hai presente? Ho la borsa la vita. No, cioè, sto morendo. Una gag, dai, una gag. Una gag. No. Un'altra volta invece non partiva il CD, stavolta la base. Era la base, stavamo
stavamo in Umbria, una cosa con... Lo possiamo dire o facciamo pubblicità? Certo. Radio Subasio. Certo che lo possiamo dire, certo. Non parte il CD, non parte, c'erano problemi Teatro tecnici. pieno, Teatro pieno, noi pieno. 4-5 mila persone. E praticamente che ci inventiamo? Allora, quelli qui sudavano freddi, quelli di Radio Subasio. Mamma mia, come si fa? Come non facciamo? Enzo fa, io c'avevamo le chitarre, colleghiamo le chitarre, collegateci le chitarre facciamo, però mettiamo tutte e due le chitarre, accordiamo a volo, io e lui, e incominciamo a fare a quest'area. Vedi. E facciamo cantare tutti. È importante la prontezza. La prontezza di riflessi. E loro sono sempre sul pezzo. Quelli lì proprio ci hanno ringraziato fino a terra, poi è partita la base, abbiamo fatto il resto. Però c'era questo particolare. Enzo, senti, sono rimasto... C'è Max D'Orso che vi saluta, mi auguro di riabbracciarvi oltre che di riascoltarvi. Ciao Max, ciao. Salutiamo Enzo, Max, sono rimasto colpito Max. prima dal racconto che facevi di Mina e Mia Martini. Allora, vogliamo raccontare un po' alle persone che ci seguono da casa, che sono sempre curiosi, qualche lato, qualche aspetto inedito di Mina? Proprio nel comportamento quotidiano. Mina, a parte che è una persona molto alla mano, a modo, ma poi inedito non credo che il fattore che abbia l'orecchio assoluto, forse non tutti lo sanno, che significa che qualsiasi nota che tu suoni, lei la riconosce, tu fai ting, la bemolle. Cioè, l'orecchio assoluto non è una cosa di tutti. Non è c'è anche dei grandi musicisti, devono avere una nota di riferimento e quindi aritmeticamente collegarlo a quello, ma dal nulla una nota può essere fariese. È un dono che hanno in pochi. Poi lei, per antonomasia, è la cantante, che ha anche l'orecchio assoluto, quindi... Peccato che si è ritirata avendo queste qualità. Ma non è che si è ritirata, lei cioè, è arrivato a un certo punto, dopo 20-25 anni di carriera, ha deciso di ritirarsi dalle scene, ma non dalla musica. Vita musicale, sì. Lei ha continuato. Ragazzi, è umile, superba, com'è? Simpatica. Simpatica, dolce alla tranquilla, molto umile, anche perché quando abbiamo scritto delle canzoni per lei che hanno avuto successo, ci ha sempre ringraziato. È capitato con Che Mana, la canzone napoletana, ci ringrazio tantissimo. Grazie che avete scritto questa canzone per me. E la stessa cosa è capitato con Acqua e Sale. Però disse, ma perché me l'avete data a me? Perché ci devi buttare la pasta. Perché lei è donna, tu sei una donna, cuciniamo sempre noi. Facciamo rotola la vita, ragazzi. Ma non abbiamo trovato foto vostre con Mina, no? Non le avete mai pubblicate? Ma sai che non abbiamo mai chiesto un autografo a Mina, neanche agli esordi. Ma diciamo nel privato l'avete una foto che non pubblicate o non c'è proprio una foto? Non ci permettevamo nemmeno. Uno, perché... Io mi sentivo cretino, stavo lì, mi facciamo una foto, stiamo facendo il disco. Vabbè, ma mi sembrava... Non c'eri i telefoni. Anche a me probabilmente ci scappava, Sì. Ci scappava. Ti vedo, stiamo cantando insieme, fammi... Cioè, ho pensato che quello pensava, ma che sei scemo, siamo qua. Quindi non conservate nulla. Non era possibile. No, i telefonini non avevano queste opzioni. Dovevi portarti la macchina fotografica e solo entrare con la macchina fotografica lì dentro e dice questo che vogliono fare. No, ma non erano altri tempi. Allora, ragazzi, altri tempi, però adesso dobbiamo cantare, però prima Antonio cosa c'è? Sì, no, volevo far vedere un attimo il blocco 3, in modo tale che poi ci organizziamo. Il blocco 3, blocco 3. Guardatelo anche voi, che poi commentiamo. Certo, sta parola... No, un commento su queste foto, dicevamo. L'ultima foto, vabbè, è un po' tutta la carriera con gli incontri che avete fatto. Abbiamo chiuso con la foto di Stefano Dei Pooh. Un ricordo vostro? di battaglia, sì, dall'altra parte. Sì. Un ricordo su Stefano? Sì. Ma che è un signore, una persona, sai, quei signori di altri tempi, molto simpatico,
ci abbiamo avuto a che fare un paio di volte ed è stato sempre molto carino con noi. È stato un bel quegli incontri, sì, quegli incontri. È una perdita proprio improvvisa e imprevista. Abbiamo capito che Gianni è un po' stanco. Sì, io volevo ascoltare la vita, però la facciamo in finale, in chiusura. Decidete voi ragazzi, in diretta decidete quale pezzo. Sì, perché c'è rimasto quello e quindi diciamo quella, adesso... Oppure alle 20, possiamo terminare anche alle 20. Ma quando volete, come volete. La vita ci manca questo. Noi siamo ospiti, questa è casa vostra, decidete voi, anche perché è un piacere ascoltarvi, quindi quello che decidete voi a noi sta bene. Nel frattempo, mentre stanno seduti comodi, tiriamo fuori un altro blocco. No, facciamo vedere un montaggio che abbiamo fatto delle 2 canzoni che avete scritto per Mina, cantate in spagnolo. Bello. E quindi ce le vediamo un attimo, un omaggio di Mina in spagnolo. Questa è una bellissima novità. Eccoci qua. E quindi insomma questi 2 brani in spagnolo è pure stata una bella botta di successo perché l'hanno eseguita. Allora, questa Mina è la... Mina fece Neve anche in spagnolo. Sì. Ma Bosé anche avete... Bosé poi che cosa fece? Successivamente. Dopo il duetto Mina Celentano in italiano, Mina collaborò con Bosé in un duetto appunto in spagnolo. Sì, in spagnolo, sì, mi ricordavo. Ed ebbe un grande successo internazionale. E Miguel Bosé poi, non contento, prese Acqua e Sale, Agua y Sal, e la interpretò da solo. Ah, pure da solo. Da solo, Papito mi pare, Papito è il nome di questo album, e lui fece questo pezzo Acqua e Sale anche in spagnolo da solo, quindi insomma è stato cantato 3 volte, a parte noi, poi abbiamo ripreso noi, insomma. Voi la fate anche in spagnolo? No, sono italiano. Sono in italiano. Ci fai vedere quella mascherina carina che avevano fatto le fan? Dai, ce l'hai con te. E poi intanto faccio questa domanda ad entrambi. Se avete qualche rimpianto e se avete ancora qualche sogno. Guardate che bella. Intanto la mascherina personalizzata degli Audio 2, bella. Aspetta che ti fa il primo piano, girati un po' di là così. E mi raccomando, usate la mascherina. Eccolo qua. Gli Audio 2 sulla mascherina. Ad alto rischio. È un po' ammaccato come l'hai messa, però... Vabbè, però è bella, è bella. Bravo. Ragazzi, allora, parliamo di qualche rimpianto che avete? E poi successivamente qualche sogno? Vediamo. Ci sono, dai. C'è qualcosa? Rimpianti forse no? Ma rimpianto no, forse no, rimpianto no. Sicuramente nella vita di ognuno di noi, se uno potesse tornare indietro, è chiaro che alcune cose le farebbe in un modo diverso. Cosa faresti? Sicuramente la maggior parte delle cose le rifarei uguali. Altre chiaramente per un'esperienza magari acquisita un po' nel tempo, è chiaro partirei da un'altra parte per arrivare sempre allo stesso punto, però da un altro punto. Una deviazione. Una deviazione per arginare poi dei piccoli ostacoli, magari complicazioni, ma non necessariamente legate soltanto all'attività artistica, nella vita di ognuno di noi, che magari con meno esperienza ti butti, non lo sai, insomma, a che fare le cose. Ma sogni in particolare, cioè il sogno in particolare non c'è, per me c'è il sogno della vita, cioè nel senso che se non hai un sogno, non l'hai mai avuto, o se ce l'avevi e l'hai perso, nel momento in cui lo perdi non vivi più, cioè non esisti più, perché proprio è un po' come il gioco del... cos'è, la carota e il coniglio, insomma, ti mettono sto coso davanti, è la lepre, quello correrà per 100 anni, gliela togli si ferma, quindi il sogno è sempre un passo avanti a te. E tu devi cercare di bruciare territorio, un po' come Osimhen, no, del Napoli, quando sorpassa i terzini difensori. Ma siete tifosi, ragazzi? Come no, insomma, certamente. Senti, prima di sottoporre... Tifosi del Napoli, però è normale, tifosi del Napoli, siamo a Napoli, quindi... No, tifosi del Napoli, napoletani. Abbiamo anche un gruppo di tutti napoletani, quindi li salutiamo, i nostri... Gli amici della band, vi sottoporremo, oltre che a Luigi Pignalosa, che insomma che abbiamo anche visto. Vi sottoporremo a delle domande, però prima delle domande finali ci sono degli altri saluti che vi hanno mandato. Bellissimo. Vediamo chi vi saluta. Ciao Gianni, ciao Vincenzo, sono qui per mandarvi i saluti di Mr. Hyde, di Ludo, di Rudy, che sta qui in questo momento, però è come se ci fosse. E niente, siamo stati veramente felici di collaborare con voi, abbiamo imparato tanto,
da due artisti che hanno portato una ventata di freschezza e di poesia particolare, nuova alla musica italiana, grandissimi successi, e vi auguro di continuare sempre così, perché siete i numeri 1, Audio 2. Ciao. Ciao ragazzi, allora se c'è una cosa che mi manca tantissimo in questa pandemia sono sicuramente i nostri collegamenti con la vita in diretta, con la vostra musica. Ne abbiamo fatti diversi e abbiamo sempre cantato a squarciagola i vostri successi meravigliosi, quindi io veramente vi saluto tantissimo, vi abbraccio forte 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 e spero veramente di poter tornare a parlare di musica con voi, che siete degli artisti veramente meravigliosi. Non so se sentite il sottofondo, questa è Neve, la vostra canzone per me preferita, che ascolto praticamente un giorno sì e un giorno no. Un bacio a voi, baci! Carissimi Enzo e Gianni, vi voglio un sacco di bene, speriamo di vederci presto, prestissimo, per ascoltare nuovamente le canzoni degli Audio 2. Io vi aspetto in teatro, speriamo che riaprano presto questi benedetti teatri. Vi aspetta la vostra Puglia, i vostri fans vi aspettano, vi aspetto io, il vostro Vito Diomede, Non voglio più vivere con sta mascherina, ragazzi. Vabbè. Io o te, Audio 2. Che devo di più? Che devo di più? Un abbraccio forte 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 dal vostro grande amico Vito, ciao. Aspettavate, ragazzi? Assolutamente, assolutamente no, devo dire la verità. Mi ha fatto piacere? Sì. Moltissimo. A volte possono sembrare frasi di convenienza, sai, scontate invece no, nel modo più assoluto. Ecco. Grazie. Vogliamo mettere a frutto anche la vostra memoria. Sì. Vedete questa foto storica, vedete se riuscite a capire dov'è e dove eravate. È qui a Roma. Credo a Roma. Siete sicuri? Sicuri? No. Sei sicuro, Enzo? Non mi vedo io. Io vedo il Colosseo, no, dietro. E tu non ti vedi perché la c'è persona... il Colosseo là dietro, no? No, la persona che ce l'ha mandata ha detto che tu in quel momento ti eri abbassato per bere un attimo. Lui proprio in quel preciso istante e appunto ti eri abbassato per bere. Ti eri abbassato per bere. Ma non è che è caduto giù, no? Non è che ero caduto proprio giù. No, Gianni t'ha lanciato dal rivediamola un attimo perché è a San Patrignano. Allora lì c'è Roberto Reti è a San Patrignano. No, allora qua San Patrignano. San Patrignano, vabbè, insomma. Ma questo ce l'ha mandato Tonino Landini. Che è il primo a destra, com'era magro. Madonna. E questa foto, teatro all'interno della comunità di San Patrignano nel 94 e stavate provando la tournée estiva. L'allestimento con Esther. Con Esther, sì. Ma adesso loro devono dimostrare la loro velocità anche, perché dovete rispondere a tante domande. Domande piccole, però dovete essere velocissimi. Non si vince nulla. Non si vince nulla, solo la bravura nella velocità. Nella risposta. Ma è una gara tra di voi? No. Una gara fra di voi. I pulsanti dove sta? No, i pulsanti, rischia tutto, ti ricordi? Allora, per tutti e due, un pregio e un difetto. Gianni? Per me? Sì. Cioè, relativo a me o a lui? Non ho capito. Prima a te. Un pregio e un difetto tuo. Un pregio e un difetto mio. Il tuo. Un pregio e un difetto mio. Allora, il mio miglior, insomma, si può dire il mio miglior pregio? Sì. Che nello stesso tempo è anche un difetto avere una pazienza infinita, una tolleranza e un'accomodanza sconfinata, ma nello stesso tempo dico sei un deficiente perché è troppo. Quindi è anche lo stesso difetto, cioè il difetto nel pregio. Insomma. Enzo? Allora un difetto è a volte sono impulsivo, un pregio è che non demordo mai. Bravo. Non demordo mai. E invece un hobby particolare che avete, un hobby che ha Gianni e un hobby che ha Enzo. Comincio io? Un hobby? Un hobby. Un hobby, non un Bobby, hobby, l'H va aspirata. Ma credo leggere, ecco, non so, cioè è tutto a me collegato con delle situazioni musicali, talmente mi riempie la vita che l'hobby è forse vedere il calcio, mi piace vedere le partite del Napoli. Beh, ma non è un hobby quello. Mi piace. Leggere, ha detto leggere. Vai, tu invece Gianni? Sarà un O, senza B. Senza B.
Grandiosi. Cioè non c'ho solo leggere, mi piace solo leggere. Che la leggere. lettura, invece per Gianni? Io un po', no, io a parte che adoro tutto ciò che è tecnologico, i computer, cose, però fotografia, leggo ogni tanto, non più come una volta, insomma. E poi quello che non è hobby, che non è un hobby, ho a casa 3000 film, cioè io adoro i film. Bello, è una cosa bella. Invece film. Invece ragazzi, cosa vi fa arrabbiare? Vai. Cosa? Vai. Le persone false. Bene. Gianni? L'avarizia, la stupidità e gli atteggiamenti di convenienza. E invece che cos'è per voi la felicità? La felicità è vivere, vivere con la famiglia e vivere. Ma insomma la felicità in assoluto non penso che esista, io penso che riuscire a vivere una vita serena sia la maggior felicità che si possa considerare. Felicità in assoluto è un concetto un po' astruso. E invece il vostro rapporto con la fede? Enzo? Ma io credo... La fede, la vera fede? Ah, la vera fede. Nostro Signore! San Gennaro e Padre Pio, San Gennaro! Io San Pio, insomma. Credo in un essere universale, sovrannaturale. Ok. Gianni invece? Ma insomma, diciamo soltanto che nel corso degli anni ho apportato le modifiche. Sì, qualche modifica c'è stata. Portato qualche modifica. Si è levata a destra e l'ha messa a sinistra. Esatto, e poi la collanina l'ha lasciata sul comodino, insomma. Invece perché ti ha tolto qualcosa evidentemente hai modificato, vabbè. Ma anche un po', insomma, ci sono alcune cose che non mi tornano, ecco, detto con grande sincerità. Un no di cui vi siete pentiti? Avete detto un no che poi vi siete pentiti? No. 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 Io ho detto tanti sì per i quali poi mi sono pentito. Vabbè, questo è Confermi? bellissimo, confermo. A volte si dicono degli sì vabbè, è un sì di cui... Perché dispiace dire un no, però quello sì a volte li pregiudica un giorno, un mese o 20 anni. Questa era l'ultima domanda, un sì di cui ti sei pentito invece, Enzo? Un sì che mi sono pentito? Non c'è. Non c'è. Ok, perfetto. Non si è pentito di niente. Vabbè, non si pente mai, cioè, è incredibile. Beato lui. Siamo proprio arrivati proprio alla fine. No, Quasi alla fine. Abbiamo messo anche in alle 20. Sì, no. E quindi, vedi... Ragazzi, sì o no è la stessa cosa. Insomma, prima di terminare però raccontatemi di quel famoso progetto. Sì, abbiamo un progetto in atto, come si è visto, Pignalosa. Sì. C'erano dei file, il Signore dei Saluti. Il Signore dei Saluti che ha collaborato al nostro ultimo disco e sta lavorando a questa situazione che prevede, abbiamo avuto un'idea di fare un qualche cosa per gli autori, patrocinato dalla SIAE, per tutti gli autori, cioè mettere all'attenzione dei mass media il problema degli autori che non vengono mai menzionati nemmeno nei DPCM, siamo gli invisibili. Senza gli autori non si suona, non si canta, non ci sono i fonici, non lavora nessuno praticamente. Quindi noi stiamo facendo questo progetto che sarà pubblicizzato nei prossimi mesi. Abbiamo collaborato con tantissimi artisti che hanno aderito a questa iniziativa a scopo benefico anche, perché ovviamente il ricavato andrà a una fondazione di anziani artisti, insomma daremo in beneficenza. Tipo artisti in pensione. Artisti in pensione dello spettacolo, prettamente dello spettacolo. Una casa, una villa di Bologna. E quindi ovviamente però la cosa principale, oltre a dare un aiuto a ex autori o ex artisti, è quello di portare alla ribalta questo progetto, di far sì che di dare attenzione agli autori che non vengono mai menzionati, siamo invisibili. Non parlo solo di dire a volte la canzone, come dicevamo prima, Gianni diceva non menzionano mai, è un po' provinciale questa nostra abitudine, però in questo caso non ce ne freghiamo di quella cosa lì, ma vogliamo più attenzione da parte del governo e delle istituzioni che finora non ci hanno dato attenzione. Diciamo che sostanzialmente vuole essere non una protesta democratica, ma
un suono, un uccellino che va a solleticare l'attenzione, perché io non posso immaginare e ipotizzare minimamente che un uomo, una donna, insomma un uomo di cultura, un uomo che presiede scrivanie importanti possa dimenticarsi improvvisamente della musica ma della cultura in generale. Allora questo brano va un po' a sintetizza un concetto molto elementare. Anche tu, che non hai niente a che vedere con lo spettacolo, con la musica in generale, sicuramente quando eri ragazzo ti facevi la barba ascoltando le canzoni. Ti sarai innamorato della tua prima fidanzata o di tua moglie, che magari te la sei anche sposata perché hai sentito un brano che ti portava e ti faceva battere il cuore. E sei uscito, ti fai la doccia e canti, in macchina e canti, vai al supermercato, immaginate un mondo senza musica. Ne hai usufruito consapevolmente o inconsapevolmente. Una bella musica, una bella espressione culturale, musicale nel nostro caso, comunque crea un benessere, è scientificamente provato, perché salgono i livelli di dopamina e di serotonina e quindi insomma l'organismo a un certo punto non esiste più. E no. Allora io autore posso pure decidere, io autore simbolicamente, potrei decidere che non scrivo più, o vieto chiunque di ascoltare le mie canzoni. Quindi chiamo le radio e non passare i pezzi. Tu da autore lo potresti fare. E non passare i pezzi. Sciopero della musica. Perché la musica, se non è considerata come un bene, non dico di prima necessità, ma tra i primi posti sicuramente, specialmente in un momento poi così drammatico, dove anche il più forte psicologicamente va giù, la musica ti aiuta. È quella che io definisco di solito una via di fuga da un dipinto astratto. Noi stiamo vivendo un dipinto astratto, non si capisce qual è il soggetto. La musica ti dà l'indirizzo, l'arte ti dà un'apertura, è una sorta di ammortizzatore sociale sotto l'aspetto. Quindi sentirete, non puoi dimenticartene. No, vogliamo anche condividere questo vostro progetto, qualora voi lo pubblicaste anche sui social, saremo con voi. In questo momento i nostri colleghi stanno finendo di cantare il brano, perché saremo in 13, e quindi 13 no. Siamo in 13 artisti. Io ho definito i 13 apostoli, siamo praticamente, che abbiamo avuto questa carineria di darci una mano. Bene. E prevediamo, nel momento in cui è pronto, darci una mano a vicenda, darci non una mano a vicenda, noi. A vicenda tra di noi, perché ci diamo una mano a noi autori e noi artisti. E ovviamente una volta cantato il tutto si trova a fare il mix, il videoclip, voglio dire che no, credo molto prima. Io credo, ci auguriamo, se finisce il Covid il brano non ha più senso. Un mese e mezzo. Esatto, un mese e mezzo dovrebbe vedere la luce, e ci auguriamo che insomma è nata anche sotto tutti gli auspici buoni, anche perché ci sono state delle situazioni veramente bellissime, tipo l'ufficio stampa che si mette a disposizione gratuita, tutti stanno lavorando gratuitamente. Pignalusa, i musicisti, il fonico Enzo Rizzo, è veramente una cosa stupenda, quello di riuscire a mettere insieme tante anime che la pensano come noi, che vogliamo portare questo contributo alla musica. No, valorizzare chi è dietro la canzone, perché la canzone si è creativi, poi siete voi che trasmettete le emozioni, è vero anche colui che canta è interpretativo, però comunque voi ci mettete la mano, è normale. Ma Ida, sicuramente il brano nasce come, diciamo, come difesa appunto dell'autore, ovvero della cellula madre di ogni operazione. È la vostra. Però è chiaro che poi si traduce anche in un'operazione proprio di sussistenza. E di autogestione, cioè nel nostro ambiente, voi lo sapete, fate parte comunque dello spettacolo, ci sono circa 600.000 unità lavorative. Come fai a non renderti conto che esistono 600.000 persone, esseri umani che vivono di questo? Siamo curiosi di ascoltarla, però adesso vogliamo faremo partecipi. Va bene, noi siamo contentissimi. Terminiamo il nostro A Tu per Tu. Come vi è sembrato questo A Tu per Tu? Molto, molto bello. Molto cuore a cuore, diciamo. Molto appassionale. L'importante è che siete stati a vostro agio. A nostro agio, come se fossimo in salotto metabolicamente a casa vostra. Grazie ragazzi. Bello, no, molto vivo, molto reale. Sì. Allora, ecco, quindi reale. In replica giovedì dalle ore 21 su Radio Amore, mi raccomando.
raccomando, e poi domenica su Partenope TV, sempre dalle ore 21. Ringraziamo Antonio, i nostri media partner, sono Radio Amore come sempre, e sono il Roma con il caporedattore della pagina Cultura e Spettacoli Diego Paura, da oggi anche su Cronache di Napoli. Grazie a Angelo Ciero di Vero Cuore, il nostro editore, e il nostro direttore artistico Renato De Carmine. Ovviamente grazie a tutti voi, grazie prof, Antonio D'Addio che devi racchiudere. No, grazie a te, grazie insomma, di questa collaborazione che stiamo portando avanti, però ci salutiamo realmente dopo la canzone, quindi adesso ci ascoltiamo Rotola la vita, che abbiamo duettato insieme a Mina, abbiamo anche fatto questo, duettare con Mina. Benissimo, e poi dopo ci salutiamo in generale, tutti insieme, ci alziamo. Quante cose abbiamo? E facciamo l'inchino. Mentre gli Audio 2 si posizionano, io dico alla regia, se è possibile, altrimenti non fa nulla, mentre loro cantano, noi di far scorrere... No, pensavo volesse dirmi questo. Di far scorrere le foto del blocco 1. Ah, perfetto, sì, così le mandiamo. Che appartengono alla carriera degli Audio 2. I nostri amici saranno curiosissimi in questo momento. Bene. Vai. Bello, Rotola la vita. Vai. Se da un punto indefinito ci sarà questa luce che irradierà, si spera, tutte le menti forti della sfera, sarebbe un colpo di trovare voci più normali. Tu con la penna scrivi sempre in arancione, sorseggi piano 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 il tuo caffè. Potresti raddrizzare questa nave con un colpo da manuale, vireresti a prua. Vai, apri le tue mani, rotola la vita, fai conto che tutto adesso marcerà al rovescio. Saranno 100 piani e l'arrivo fino al K2, e vivono giù come le piccole formiche, e ancora più in alto, più su, col dito puntato laggiù, sei quasi infallibile. Basta che domani sia con lei, è un'ora di lavoro straordinario, magari passi a fare la schedina e speri che stavolta sia per te la volta buona. Apri le tue mani, rotola la vita, fai conto che tutto adesso marcerà al rovescio. Salgo 100 piani ed arrivo fino al K2, mi vedo giù come le piccole formiche, e ancora più in alto, più su, col dito puntato laggiù. Apri le tue mani, rotola la vita, fai conto che tutto adesso marcerà al rovescio. Apri le tue mani, rotola la vita,
A tu per tu con gli Audio 2. Venite qua che ci salutiamo tutti insieme in piedi. E diamo la grazie. Sì, anche col tacco sembro chilometrica. Enzo, vieni, Enzo, vieni. Non mi ricordavo. Diamo appuntamento. Si è sviluppata sta ragazza, in un modo incredibile. Siamo giusti? Siamo giusti, sì, nel distanziamento. Diamo appuntamento a domenica sera alle 21 per la replica e alle 21 a giovedì Radio Amore per l'audio, e ringraziamo veramente di cuore gli Audio 2. Grazie a voi. Grazie a voi. Buona serata. Buona serata, buona continuazione, buon appetito per chi non ha ancora mangiato, buona digestione per chi l'ha appena fatta, insomma. Noi siamo qui e grazie per averci ospitati in questo spettacolo, esatto. E i concerti che ha creato, provocato insomma un sacco di... E i concerti in estate, perché li vogliamo. Concerti in estate, insomma ormai è diventato uno slogan. Vi vogliamo, gli Audio 2 in piazza con i live. Ciao a tutti. Ci ritroviamo martedì prossimo, buona serata. Ciao.